Ciao a tutti e ben ritrovati carissimi amici del Go. Allora, cosa andremo a vedere con questa nuova pillola? Alcuni di voi mi hanno chiesto: Diego, potresti farci vedere qualche esempio di invasione? Allora, nel sottoscrivere quello che avevo già detto come risposta a queste persone, non è che in una pillola si riesce a risolvere un problema così vasto come quello delle invasioni. Posso però tentare di darvi un punto di riferimento per quanto riguarda la distruzione delle sfere di influenza sui bordi del Goban appena iniziato il Fuseki. Mi sono accorto infatti che se dovessi pensare alla mia carriera passata, uno dei primi punti di svolta che mi ha fatto guadagnare un po' di gradi è stato proprio quando ho capito come creare delle basi solide sui lati quando c'è ancora il tempo di lavorare e quando le pietre non sono ancora molto fitte. Bando alle ciance, quindi andiamo subito sul Goban a vedere di cosa parleremo questa sera. Eccoci qua allora, un Fuseki semplicissimo, nero aperto sugli osci, bianco aperto sugli osci. Allora intanto cominciamo un po' a determinare cosa si intende per invasione. In genere si può dire che un'invasione è quella pietra che viene messa all'interno della sfera di influenza dell'avversario. E questa pietra, una volta messa all'interno della sfera di influenza dell'avversario, genera una certa risposta. Come abbiamo visto in qualche pillola fa, questa risposta tende a essere un po' più come se fosse una risposta allergica del sistema immunitario, quindi con tutte le pietre dell'avversario che vanno per attaccarla. Poniamo ad esempio che la sfera di influenza di bianco, in questo caso, sia questa, e se nero va a fare un wedge, un cuneo in questa posizione, o in questa, meglio questa, o in questa, oppure in questa, generalmente la risposta allergica del sistema immunitario è la vado a catturare giocando a contatto, ok? Possiamo però dire che tutte le invasioni che si fanno all'inizio della partita, quindi ancora durante il Fuseki, sono molto meno severe di quelle che si possono verificare dal medio gioco nel fine gioco, dove tutti i territori sono già stati stabiliti, e quindi andare all'interno per fare delle invasioni diventa veramente un gioco estremamente difficile, che sottintende una conoscenza dei combattimenti molto importante e anche un'esperienza alle spalle di Tsumego non indifferente. Possiamo semplicemente dire che se un'invasione dovesse essere per esempio questa, che è la classica invasione del cuneo, vedete il triangolo il cui vertice va ad infilarsi nel territorio dell'avversario, sottintende una risposta di bianco, in questo caso molto tranquilla. Allora, partiamo subito col dire una cosa. Una forma che dovete assolutamente imparare a padroneggiare è quella che vi sto mostrando adesso. Attenzione! Se voi in qualsiasi momento della partita riusciste a creare una forma del genere, oppure un po' più, questa sarebbe ideale, con un keima da questa pietra e un keima da questa pietra, un po' più serrata va bene lo stesso, ma comincia già a essere un po' più sofferente. Bene, se voi cominciate a sviluppare una forma del genere, otterrete due vantaggi. Uno, avrete invaso la sfera di influenza di bianco, in questo caso del vostro avversario, avrete creato una base molto solida per poi creare degli occhi all'interno, e di conseguenza anche, poi dipende ovviamente dalle mosse che potrebbe far bianco, un punto di partenza per scappare verso il centro per creare dell'influenza. Allora, ogni buon giocatore di Go deve cominciare a pensare di liberarsi del concetto del vinco se catturo. Questo l'ho detto miliardi di volte e ogni volta che ne ho l'opportunità ve lo ripeto.
Una cosa però che ho notato è che ancora molti di voi tendono a pensare di vincere catturando. Assolutamente no. Si vince, come abbiamo detto all'inizio, isolando i gruppi dell'avversario, creando delle basi solide e quando siamo forti facendo dell'influenza, attaccando i gruppi deboli e circondando il territorio. Ritornando a noi, quindi, per creare una forma del genere, nel bagaglio culturale di ogni buon giocatore di Go ci deve essere una consapevolezza. Quindi questa consapevolezza ce l'avrà Nero che fa l'invasione, ma ce l'avrà anche Bianco che deve rispondere a questa invasione. Come risponde Bianco che conosce questa invasione? Ok, perché un Bianco, abbiamo detto, che non conosce questa invasione farà la difesa canonica dell'allergico, no? Ti attacco, ti voglio mangiare, perché vede quella pietra come una bomba a orologeria buttata lì che prima o poi scoppierà e farà un disastro. Okay? Il disastro, che può sempre essere fatto da questa pietra, va però accompagnato. Nero sa cosa deve fare quella forma di cui vi parlavo prima. Anche Bianco sa che Nero deve fare quella forma. Per cui, come giocherà Bianco in questa circostanza? Beh, Bianco può giocare in due punti, o da questa parte o da questa parte, perché in questa pacifica situazione qua la mossa è speculare. Poniamo che Bianco voglia giocare di là, Nero comincerà a creare la base da questa parte qui. Se Bianco risponde di qua, Nero andrà da quella parte lì. Cosa succede però? Che se Bianco gioca di là e Nero va qui, questa pietra di Bianco, e Bianco è consapevole che questa pietra comincia a essere in pericolo perché vede una minaccia, Bianco allora probabilmente potrebbe tentare di difendersi in modo più o meno solido. Poniamo che voglia difendersi in questo modo qui, o voglia difendere il San San in modo ancora più prudente. Benissimo. Cosa farà Nero in questa circostanza? Comincerà a minacciare un ingresso a gamba tesa verso Bianco e probabilmente Bianco difenderà il suo territorio. Allora Nero andrà di qua per minacciare l'ingresso di là e allora Bianco difenderà il suo territorio. Ed ecco la nostra forma di base che si è ancorata sul lato. Da questo punto noi siamo abbastanza sicuri che qui dentro degli occhi riusciremo sempre a farli, perché se anche il Bianco, poco esperto, volesse tentare un'invasione, sarà sicuramente schiacciato dall'influenza che hanno queste 4 pietre di Nero nei confronti del lato. Di conseguenza, se dopo questa mossa di Bianco, che ha giocato in Goté perché ha dovuto difendersi da un attacco di Nero, Nero avrà ancora il Sente e adesso sta a lui trovare un altro punto possibilmente grande dove giocare. Qui abbiamo detto non serve più far niente perché questo gruppo va bene così. Potrebbe decidere di fare per esempio un Nick and Toby per venire verso il centro, anche se in questa fase è ancora prematuro. Se ha un temperamento belligerante potrebbe cominciare a fare un Kakkari da questa parte e giocare un Joseki in questa posizione. Potrebbe tentare di fare un rinforzo della sua linea per creare quindi questa pietra qui un'ulteriore influenza in questo lato qui e di invitare quindi probabilmente questa volta sì Bianco a fare delle invasioni che, se anche fatte in uno spazio così piccolo, possono cominciare a dare dei frutti. Qui probabilmente Bianco è meglio che non vada ad invadere in quella posizione, ma è meglio che faccia per esempio un Kakkari da questa parte qui o un Kakkari da questa parte qui. Se Bianco fa un Kakkari da quella parte lì, Nero probabilmente potrebbe difendersi venendo giù da questa parte qui. Di conseguenza Bianco perderebbe l'opportunità di fare l'invasione, però allora Bianco avrebbe l'opportunità di fare, vedete, il famoso salto di 2 per creare a sua volta la forma in questa posizione qui. Vedete? Se Nero invece volesse difendersi in un modo un po' più, diciamo,
da principiante, passatemi il termine, per cui volesse giocare per esempio qui, bianco potrebbe tentare di venire da questa parte, però sarebbe sempre divisibile se nero andasse da quella parte lì. Se bianco invece di fare il Kakkari da quella parte decidesse di fare l'invasione, potrebbe tranquillamente venire qui. Allora nero, se volesse continuare il Joseki e andare da quella parte lì, ecco che bianco avrebbe l'opportunità di cominciare a crearsi, vedete, le prime due pietre della base per crearsi quello che deve fare. Attenzione però che così facendo avrebbe questa pietra che sta già determinando una sorta di shoulder hit, per cui questa pietra qui potrebbe tranquillamente cominciare a chiudere bianco da quella parte. Bianco dovrebbe scappare, probabilmente bianco qui riuscirebbe anche a chiudersi e a farsi la base e a vivere, però darebbe l'opportunità a nero di venire avanti. Ecco, vedete, già cominciando a far muovere tutte queste cose qui, si cominciano già a creare tutti quegli attacchi e controattacchi che si vedono nelle partite un po' più avanzate, solo per il fatto di voler riuscire a costruire una forma del genere. Proviamo a fare un esempio diverso. Poniamo che nero voglia fare un Kakkari da questa parte qui. Bianco qui ha due possibilità: o fare una pinza e quindi obbligare nero a scappare verso il centro, oppure rispondere come il famoso Joseki. Ecco che nero qui potrebbe procedere col suo Joseki, bianco andrebbe qui, nero andrebbe qui e bianco andrebbe qui. Ecco che qui nero, vedete, ha messo le basi per fare la famosa forma, vedete? Ora probabilmente, visto che nero qui è padrone di tutto questo lato, potrebbe fare a mio avviso anche un ulteriore salto di 2 per aumentare la base. Quella pietra è solitaria perché è circondata, è vicina a queste pietre qui, e qui c'è un'altra pietra avversaria, per cui dovrebbe cominciare a sua volta a fare qualcosa per rinforzarsi. Però vedete, in questo modo qui bianco potrebbe per esempio chiudersi da questa parte qui, nero farebbe un Kakkari, bianco sarebbe costretto a difendersi, nero potrebbe decidere di chiudersi qui, però qui abbiamo ancora dello spazio molto ampio che permetterebbe per esempio a bianco di fare la sua invasione. Dove conviene che faccia questa invasione bianco? Beh, con buona probabilità potrebbe andare a minacciare questa pietra di nero. Nero qui probabilmente non farebbe una pinza a bianco, perché lascerebbe altrimenti l'opportunità a bianco di andare a catturare quella pietra lì. Probabilmente nero qui potrebbe scapparsene via così o così, ed ecco che bianco ha l'opportunità di fare il famoso salto per creare le due pietre che gli danno poi la possibilità di fare la base. Vedete, così facendo, quando abbiamo già fatto 7-8 mosse a testa, quindi 8-8-16, si può dire che il Fuseki sta già venendo fuori, vedete? E le pietre si cominciano a sparpagliare in modo bilanciato, un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù. E cominciamo già a vedere una struttura di apertura molto più armonica e molto più vicina alle aperture che fanno anche i professionisti. Mentre la cosa che ho notato appunto è che dopo un'apertura, soprattutto tra dei neofiti che hanno appena cominciato a giocare, le aperture sono tutte molto serrate e atte a voler catturare. Quindi certo le aperture sugli Yoshi vengono ancora fatte in modo abbastanza corretto, però appena uno tenta di fare un Kakkari per esempio di questo tipo, ecco, vediamo subito che si vuole andare a catturare la pietra, e questa va qui, e allora ci si chiude, e allora questo difende, e vengono fuori tutte queste forme molto brutte, e magari si lavora tanto su un quadrante con tutte le pietre che si toccano perché ognuno cerca di mangiare l'altro, quando qui c'è ancora dell'aria molto pulita da respirare e dove ci sarebbe la possibilità di fare le famose forme interessanti
che possono essere per esempio queste qui. Ecco, questo è un esempio di apertura e di base per gestire l'invasione. Vi consiglio di dedicarvi tantissimo alla ricerca di queste forme all'inizio partita, quando le pietre sono ancora poche e distanti tra di loro, e quindi la possibilità anche di recuperare eventuali errori che si fanno sono ancora abbastanza ampi. A monte di tutto, quindi, c'è da dire che ogni volta che si tenta di fare un'invasione, il nostro primo obiettivo è quello di capire subito quali sono quelle forme che ci danno la possibilità di vivere e di fare due occhi. La forma che vi ho mostrato io è la più classica, la più standard e la più semplice da realizzare. Mano a mano che andrete avanti vi renderete conto che ce ne sono molte altre di forme, però è importante secondo me partire da questa qui. È proprio la più standard e la più classica, e vedrete che quando comincerete a giocare con qualcuno che vi darà pane per i vostri denti, anche lui saprà che se si vede arrivare un'invasione da parte vostra dovrà rispondere in un determinato modo per non farvi fare quel tipo di forma. Ricordate la pillola precedente dove si sfruttavano le debolezze per attaccare o vivere il nostro avversario? Quel principio vale anche in questo tipo di cose. Se noi tentiamo di sfruttare le debolezze, che per l'amor di Dio all'inizio della partita possono essere relativamente poche, però se troviamo un avversario titubante, ed è qui che entra in gioco anche il concetto del go psicologico, se noi cerchiamo di entrare magari nell'angolino per sottointendere un attacco, una penetrazione all'interno del territorio del nostro avversario, e ci dimostriamo decisi, facciamo le nostre mosse decise, vedrete che sicuramente l'avversario vi risponderà nel modo che volete voi. Vedrete che se voi cercate di fare un ingresso in sordina passando vicino alla seconda linea per passare dietro, sicuramente lui si vedrà defraudato del territorio e vi piazzerà una pietra davanti per non farvi entrare, ed ecco che voi vi farete la famosa forma con le due pietre e il keima che va verso il basso. Provate a fare le vostre partite e cominciate sin da subito, dopo quindi aver aperto Oshi nero, Oshi bianco, Oshi nero, Oshi bianco, tocca ancora nero, un bel cuneo in mezzo. Bianco si sentirà un po' stranito, però probabilmente vi risponderà o da un lato o dall'altro. Se bianco è molto più debole di voi e non conosce ancora queste piccole regole, sentitevi pure liberi di scaricare tutta la vostra sapienza nel Goban e di farvi la vostra bella base. Quando avrete fatto la vostra base, come avrete potuto notare, se il vostro avversario non vi risponde a dovere, oltre ad aver fatto una base che vi permetterà di vivere, comincerete ad avere una bella estensione sul lato che vi darà molta influenza verso il centro. Io mi fermo qui. Mercoledì prossimo non ci sarà la pillola perché, come ho avuto modo di spiegare nel video di un paio di giorni fa, ci sarà una bella live venerdì appunto 22 alle 22:15. Faremo una partita in collettivo. Scrivetemi sempre a questi email se volete mandarmi i vostri SGF o i vostri commenti, oppure seguitemi su Instagram a questo indirizzo. Grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti.